Bene, buongiorno, grazie all'ufficio stampa del Consiglio della Regione del Veneto per aver collaborato nell'organizzazione di questa conferenza stampa, che è il tentativo di mettere in fila un po' di numeri su un argomento di cui in realtà parliamo ormai da moltissimo tempo e vogliamo provare a farlo. Un attimo perché però prendo. No, però adesso è andato avanti tutto, adesso mi ha spoilerato. Va bene, eccoci, ripartiamo da qua che è una bella copertina per iniziare questa conferenza stampa che vuole rappresentare numeri certi, quelli che rilevano dagli ultimi atti di bilancio che sono stati presentati in Consiglio regionale e che vogliono dimostrare come la Pedemontana e la realizzazione di quest'opera, in riferimento in particolare all'impatto che ha sui conti del bilancio, possa rappresentare il fallimento degli ottimisti, cioè a quell'inclinazione umana a cui il Presidente Zaia sempre ci ha richiamato ogni volta che abbiamo dimostrato un po' di preoccupazione rispetto a quest'opera. Come sapete, anche se nelle proiezioni, nei progetti, la Pedemontana avrebbe dovuto essere messa in funzione nel 2020, in realtà fino al 29 febbraio del 2024 la Pedemontana, pur essendo aperta parzialmente, non ha avuto degli impatti diretti sul bilancio della Regione e quindi è stata di fatto in questi anni gestita a costo zero, nel senso che la Regione non era tenuta al pagamento del canone alla concessionaria e i pedaggi che la Regione ha incassato fino ad oggi venivano girati a SIS. Dal 2018 più o meno la Pedemontana è costata alla Regione del Veneto soltanto l'ammortamento della rata di mutuo dei famosi 300 milioni a mutuo che la Regione ha contratto nel 2018, che hanno una rata di mutuo di circa 16 milioni, dunque dal 2018 per qualche decennio in avanti. Ma è dal 1° marzo 2024 che la Pedemontana entra pienamente in funzione, e cioè è a far data da allora che dispiega, pienamente i suoi effetti sul bilancio della Regione del Veneto. Con la variazione di bilancio che ci è stata presentata, infatti, settimana scorsa in prima commissione, abbiamo avuto la prima evidenza di quanto costa la Pedemontana alle casse della Regione del Veneto per i primi 10 mesi di attività, e cioè dal 1° marzo al 31 dicembre 2024. Ed è il momento dal quale inizia, l'andata a regime della convenzione, e cioè la Regione incassa i pedaggi e paga al concessionario un canone. Ovviamente i pedaggi dipendono dal numero di auto e di camion che decidono di utilizzare questa strada e quindi sono variabili, così, mentre il canone fisso che la Regione del Veneto deve versare a SIS è stabilito in base alle quantificazioni del terzo atto convenzionale, su cui poi torneremo dopo, aggiornate con la revisione Istat. 128 milioni è i 10 dodicesimi della rata del 2024. Nel 2024, quindi nei primi 10 mesi di entrata in funzione della Pedemontana, il bilancio regionale vede un dato negativo, un deficit di 44 milioni. Poi è stato presentato il bilancio di previsione 2025, 26 e 27, il triennale, e qua, messi anche qui nero su bianco, vediamo quante sono le previsioni di spesa, di deficit di questa infrastruttura. Nella colonna delle previsioni vedete quello che era stato stimato avrebbe dovuto costare i primi 3 anni di entrata in funzione della Pedemontana in base al terzo atto convenzionale, e invece questa è la realtà che la Giunta dice che sarà così sulla base di alcune stime di aumento del traffico significativamente ottimistiche, nel senso che mentre nel terzo atto convenzionale si ipotizzavano aumenti di traffico sull'ordine di grandezza tra il 6 e il 3%, per il primo triennio la Giunta stima aumenti di incrementi di traffico del circa 10% all'anno. Malgrado dunque delle stime ancora più ottimistiche rispetto a quelle iniziali sull'aumento
del traffico in strada pedemontana veneta, noi avremo che per il primo triennio di funzione in cui la strada pedemontana veneta entra in funzione, un meno 112 milioni che, sommati ai 44 milioni che già ci sono costati nel 2024 nei primi 10 mesi, in 3 anni e 10 mesi la pedemontana, anziché i 45 milioni che ci avevano promesso, costerà se tutto va bene, quindi se le previsioni ben rosee vengono confermati, 157 milioni solo nel primo triennio. Quindi questi 112 milioni, allora sappiamo che, dopo ci torniamo, questi 112 milioni in più dunque come hanno deciso di pagarli dalla Giunta, cioè come affronteremo queste risorse. In parte per quanto riguarda il 2024 avete visto che li abbiamo pagati andando a pescare le cosiddette riserve di CAV. CAV è una società, un SPA, come sapete partecipata al 50% da Regione Veneto, al 50% da ANAS, è la società che gestisce principalmente il passante di Mestre, è una società che da diversi anni presenta degli utili. Nel 2024 per la prima volta una parte degli utili accantonati in riserva sembrerebbe essere ritornata ai soci e una parte, sono circa 34 milioni, una parte significativa di quelle risorse verrà utilizzata nel 2024 per coprire il buco di bilancio determinato da CAV nel 2024. Su questo poi magari il collega Montanariello aggiungerà qualche elemento in più. Risorse libere del bilancio, quindi prendono entrate correnti che venivano di solito utilizzate per la cosiddetta spesa libera, che verranno devolute ai CAV, e poi il tanto fantomatico aumento IRAP, su cui c'è una discussione rilevante a livello regionale che per la prima volta rinnega l'impianto del Veneto Tax Free, su cui Zaia ha raccontato, impostato tutta la sua gestione quindicennale, e che scarica sul costo sulle imprese, in particolar modo la mancanza di risorse. Ora lascerò poi agli altri colleghi alcune considerazioni più generali, però queste 3 affermazioni, a nostro modo di vedere, riassumono il fallimento degli ottimisti da cui eravamo partiti. Allora, intanto il primo elemento su cui dobbiamo ragionare è che noi dal 2017 ad oggi, malgrado grida d'allarme sollevate da più parti, abbiamo sempre ragionato su conti e stime sbagliate. Lo dimostrano i numeri che abbiamo appena visto. Ora, io credo che una gestione trasparente e prudenziale del bilancio avrebbe imposto una attenzione diversa rispetto a quest'opera che ha un oggettivo impatto terrificante sul bilancio della Regione del Veneto. Il secondo errore è il momento storico in cui il bilancio della Regione del Veneto deve farsi carico anche di questo ulteriore buco di bilancio. Sapete, perché lo diciamo ormai da diverso tempo, che il bilancio della Regione del Veneto è già un bilancio alla canna del gas. Dall'inizio di questa legislatura abbiamo sottolineato come in questa regione manchino le risorse per rispondere anche alle più elementari emergenze e bisogni della nostra regione, tanto che addirittura l'anno scorso si era persino aperta la possibilità, per esempio, di introdurre l'addizionale IRPEF. Siamo in una fase critica e non abbiamo un bilancio che può permettersi nel prossimo triennio e probabilmente a venire di affrontare ulteriori buchi di bilancio. Calcolate che i numeri su cui stiamo ragionando sono precedenti alla proposta di bilancio del governo Meloni, che prevede per la Regione del Veneto ulteriori tagli che in questo momento non siamo in grado di affrontare. Quindi conti e stime sbagliati, momento sbagliato, ma soprattutto quello che abbiamo sempre denunciato fin dal 2017, cioè dalla sottoscrizione del terzo atto convenzionale. Questi numeri dimostrano che ciò che è stato veramente sbagliato è stato il metodo di finanziamento di questa superstrada, perché al netto del mutuo iniziale di cui abbiamo parlato, il terzo atto convenzionale segna un punto di svolta nella modalità di finanziamento di quest'opera, un punto di svolta che si traduce nel fatto che i rischi connessi alla realizzazione di quest'opera in project financing sono nei fatti passati dal privato al pubblico, perché ovviamente è la Regione del Veneto che ha l'entrata incerta e quindi si assume il rischio di impresa, mentre al privato, attraverso il pagamento del canone annuale, viene garantita un'entrata
certa, certissima. E questo è un meccanismo che noi contestiamo, poi magari la collega Zottis ci darà qualche elemento di riflessione in più per il futuro, perché nei fatti è la negazione del principio di prudenza che dovrebbe sempre guidare i buoni amministratori pubblici. Ecco, queste sono una serie di considerazioni che poi ovviamente si sommano ai tanti punti di incertezza e di criticità che quotidianamente insomma riempiono le cronache dei giornali. C'è il punto di domanda sulla qualità delle opere realizzate. La collega Luisetto poi magari ci racconterà cosa sta succedendo nella provincia di Vicenza, in particolar modo a Malo. Ci sono però anche una serie di altre incognite che rischiano di pesare ulteriormente sul bilancio della regione. Penso alla causa che SIS ha il ricorso che SIS ha comunque proposto contro la decisione dell'arbitrato che sembrerebbe aver dato ragione alla Regione del Veneto, e quindi un giudizio in pendenza. C'è questa famosa richiesta di penali per i ritardi nella consegna dell'opera, che però ancora non è stata attivata dalla Regione e che non sappiamo se mai sarà attivata. C'è il tema della restituzione IVA, che è un'altra questione su cui incredibilmente la Regione sembra essere immobile, e infine in generale il faro, ci sono tutte le preoccupazioni che la Corte dei Conti in più occasioni ha sollevato rispetto alla gestione del bilancio della strada pedemontana. Magari di questo poi il collega Zanoni ci darà qualche elemento in più. Quindi noi siamo per carità convinti che l'ottimismo sia una inclinazione dell'animo sempre utile e positiva. Quando però si fanno gli amministratori pubblici, sarebbe necessario che all'ottimismo ogni tanto fosse sostituito del sano realismo. Quindi noi non soltanto denunciamo la criticità e i rischi che sul bilancio della Regione del Veneto ha già e avrà in futuro la strada pedemontana, ma riteniamo anche che sia stata un'opera che ha nei fatti, nella sostanza, inibito qualsiasi altra iniziativa sul piano delle infrastrutture viabilistiche della nostra regione, perché nei fatti ha drenato e drenerà una quantità di risorse tale da non consentire nessun altro intervento a livello infrastrutturale. Chiudo con l'ultima considerazione. Noi abbiamo provato a fare delle stime su cosa potrebbe accadere se i conti continuassero ad essere quelli che stanno alla base del bilancio di previsione. Dalle nostre stime il punto di pareggio non si raggiunge mai nei 39 anni, e dunque le spese continuano ad essere superiori agli incassi fino alla fine della convenzione, e il debito accumulato, il deficit accumulato della nostra regione risulterebbe sotto tutti gli effetti assolutamente insostenibile. Credo, mi viene da pensare, che queste stime le abbia in mano anche il Presidente della Regione, tant'è che proprio recentemente, alla faccia dell'autonomia, ha tentato di supplicare il governo di farsi carico dei costi della pedemontana. Io credo che i conti nei cassetti della Giunta ci siano, sarebbe forse ora di farli vedere anche ai veneti. Se non ci sono domande oppure ci torniamo dopo, io lascerei la parola a Jonathan Montanariello, il vicepresidente della seconda commissione, e poi ovviamente a tutti gli altri colleghi del gruppo per alcuni approfondimenti più specifici. Grazie. Mi sentite? Ok. Ed è chiaro che i numeri dati da Vanessa sono chiari, non vi è nulla da aggiungere, ed è evidente che la pedemontana è frutto e figlio di una convenzione pensata, nata ed accettata male. Il problema, guardate, in sé per sé non è la pedemontana come opera o la narrazione che ci vengono a raccontare che è una strada che comunque qualcuno percorre. Qualsiasi strada una volta fatta qualcuno la percorre, anche se la facciamo nel deserto. Ma
il vero tema è che all'interno di questa regione, per mano di questa amministrazione e per mano di questa governance, manca una visione completa che tiene insieme tutto, che tiene insieme la Pedemontana, il passante di Mestre, le strade regionali, la Romea, le strade provinciali. Guardate, in un'ottica di sistema dove non si riesce ancora a capire nell'offerta infrastrutturale quali sono nella programmazione della Regione le opere che devono servire per lo sviluppo economico della Regione e le opere che devono servire per i cittadini che vivono all'interno della Regione, creando un caos e una commistione infrastrutturale privo di precedenti. Ed è evidente che anche l'idea di una governance unica, come si era pensata, per mettere un po' in rete quello che in qualche modo accade nel sistema infrastrutturale, progetto di legge depositato dal Presidente Luca Zaia il primo giorno del Consiglio regionale, dove al posto delle linee guida dà 9 progetti di legge, perché le linee guida sono poche per il Presidente, 9 progetti di legge, il numero 9 era la riorganizzazione e la governance unica infrastrutturale del Veneto, cosa che salta per volontà ministeriale di questo governo e quindi per mano del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ovvero il segretario della Lega e il capo politico di Zaia e della De Berti. Guardate, mi verrebbe una domanda, è una cosa abbastanza ovvia, visto che va in giro a occuparsi di migranti, manifestazioni, elezioni americane, ma ci piacerebbe che si occupasse un po' di più anche delle esigenze dei veneti. Guardate, l'idea della governance unica delle infrastrutture salta non amici in un momento normale, salta dopo aver illuso il Veneto, dopo aver chiesto all'interno di CAV, che è la società infrastrutturale che ha realizzato il passante per mano della Regione nell'ultimo anno, se qualcuno non lo sa, atti nel regolamento e nello statuto dove si chiede alla Regione Veneto di abdicare all'autonomia e centralizzare le scelte nel comitato di gestione ministeriale, su tutto, addirittura sulla pianificazione dei dipendenti. Dopo un disegno del genere che poteva trovare evidentemente anche una condivisione molto, diciamo, arida, nell'idea comunque di confermare una governance allargata, un sistema di concessione che si allunga, questa viene a saltare. Quindi noi abbiamo sostanzialmente in questo anno col regolamento e statuto delegato tutti i poteri della Regione in CAV al controllo di gestione del Ministero, ripeto, anche la pianificazione del personale, per dopo non darci quello che era stato previsto, ovvero una società in-house che potesse concorrere alle grandi sfide infrastrutturali del Veneto. Ricordiamoci le famose affermazioni del Presidente che con CAV noi dovevamo partecipare anche alla concorrenza della Brescia-Padova, della terza corsia. Tutto questo salta per mano del Ministro Salvini ed è evidente che questo è stato uno sgambetto all'autonomia, perché quando tu chiedi di delegare autonomie aziendali ed economiche di un'azienda che ha centinaia di migliaia di euro di tesoretto e 34 milioni di euro di utile, se non sbaglio, solo quest'anno, è evidente che in un'ottica di autonomia privi il Veneto di un'autonomia finanziaria di primo livello nell'ottica di un'idea centralista, come è avvenuto che sono state date le azioni che prima aveva ANAS alle ferrovie. Chiudo con alcune considerazioni. Beh, guardate, è una battuta, ma è una battuta che faccio con grande senso di rammarico. È evidente che nella nostra regione c'è una disparità territoriale tra casa di Zaia e casa mia. C'è una disparità di infrastrutture nel territorio e di risorse messe sulle infrastrutture tra casa di Zaia e il resto delle opere che sono incomplete nel resto delle nostre province, soprattutto nella parte sud della regione. Noi, guardate, chiediamo 34 milioni, ci sarà giovedì il Consiglio di amministrazione dove si chiedono 34 milioni alla società CAV. Ma noi chiediamo questi 34 milioni non come prevede lo statuto di CAV per rafforzare il sistema infrastrutturale veneto. Noi chiediamo questi 34 milioni a CAV, di cui 25 per pagare un'opera già realizzata che non va a rafforzare le infrastrutture del Veneto, che è un'opera già realizzata e che da quanto abbiamo capito evidentemente ha avuto dei conti fatti male, ma soprattutto anche per dedicarci ad altre opere, dimenticando che alla fine ci sono delle opere nella nostra regione dove ci sono tragedie che chiamano come quelle della Romea, dove ad esempio tanti dimenticano che esiste la strada provinciale 9, il famoso Arzaron,
unica alternativa alla Romea, che viene realizzata nonostante una provinciale in 2 dei 3 stralci dalla Regione Veneto, e il terzo stralcio, che cuba solo 20 milioni di euro, prima dei vari aumenti che ci sono stati, non viene realizzato dalla Regione ed è l'unica strada che mette in rete il Rodigino, il Basso Padovano e il Veneziano, alternativa alla Romea, un'incompleta della Regione Veneto. E quindi io mi chiedo quanto vale andare a chiedere queste risorse per ragionare sulla 308, opera validissima per carità, per ragionare e non finire tutte quelle opere che sono oggi incomplete. Manca una visione complessiva dove c'è un disegno integrato del sistema infrastrutturale, cosa che se ci fosse, guardate, in un'ottica di complessività e di vasi comunicanti, anche di sfide infrastrutturali da svolgere per il futuro, si potrebbe anche capire, perché una volta le risorse di qua vanno là, una volta quelle di là vanno qui. Ma mancando questa visione complessiva, credo che noi non siamo neanche in grado di intercettare le grandi sfide che oggi ci pongono il sistema produttivo veneto, che è quella di intercettare i famosi corridoi est-ovest, dove nel Veneto siamo carenti e dove addirittura la pedemontana, che è l'opera del secolo, non dà risposte, e dove all'interno del piano regionale dei trasporti viene detto che la fragilità delle nostre imprese, pur essendo audaci nel mercato, è dovuta alla mancanza di collegamenti est-ovest e il fatto di intercettare tutti i corridoi T&T. Chiudo con 2 battute. È un'opera realizzata con costo importante per il pubblico. A questo punto, Vanessa, potevamo farla tutta con i soldi del pubblico, visto che più di metà è stata pagata con i soldi del pubblico, prima del governo i 615 milioni dello Stato e poi con questi numeri qui, almeno non avremmo il problema che nessuno la percorre, perché è la seconda strada più cara d'Italia nel pedaggio dopo la mi pare Brescia-Milano, se non erro. Quindi a questo punto la facevi, la pagavi tutta tu, visto che ne hai pagata più di metà, e davi un'opera ai cittadini. Stiamo rendendo CAV, a causa della pedemontana, un gioiellino privo di un disegno complessivo, priva di ambizioni, priva di prospettiva. Infatti, vi do una notizia, nell'ultimo anno gran parte delle figure apicali, tra cui anche qualche direttore, si stanno licenziando da CAV, perché ormai è non c'è più una visione. Usiamo gli utili di CAV per non completare tutte quelle opere che, se qualcuno non sa, erano previste nel progetto di CAV, ma non erano previste nel piano economico-finanziario per mancanza di risorse. Oggi che le risorse ci sono, continuiamo a prendere in giro quei territori che avevano, nel nome di accettare l'opera, chiesto alcune opere compensative e complementari e che non saranno fatte. Guardate, Vanessa ha mostrato bene i numeri, il problema non è la pedemontana, è a cosa rinunceremo noi veneti per i prossimi 30 anni in nome della pedemontana. Quante rotatorie per gli ospedali, quante strade provinciali, quante messe in sicurezza e quanti cavalcavia. Perché il vero tema non è pedemontana sì o pedemontana no, ma vale un'opera il fatto che il Veneto per i prossimi 30 anni sacrifichi il suo sviluppo infrastrutturale, la messa in sicurezza di viadotti, di strade, di romee, di provinciali e di regionali? Chi oggi governa sta indebitando il Veneto e lo sta ipotecando nella sua ambizione di sviluppo infrastrutturale per i prossimi 30 anni, anche nella sicurezza dei cittadini. Grazie. Brevemente anch'io, è una strada che abbiamo pagato e stiamo pagando tante volte, moltissime. Ai residenti, io all'epoca ero sindaco, ai residenti del territorio per esempio era stata promessa la gratuità dei pedaggi nella prima convenzione, poi questa gratuità per tutti i residenti era diventata una gratuità per pochi e alla fine, come ci ha raccontato prima la capogruppo, è una strada che non solo paghiamo molte volte ma che è una pesante ipoteca sul futuro dei conti di questa regione. Ma allora uno si chiede, se è così costosa e se ha avuto questo onere per le casse della regione e ce lo avrà in futuro, sarà almeno sicura e soprattutto sarà almeno costruita a regola d'arte. Quello che sta succedendo nella Galleria di Malo, nel Vicentino, però ci dice qualcosa di diverso. È una galleria, tra l'altro, che è stata oggetto di sequestri e dissequestri plurimi in passato, in fasi di costruzione anche legata ad un evento
voluttuoso ed è una galleria che ad oggi pone ancora moltissime domande sul futuro di questa struttura, sulla tenuta, anche se, come dire, l'ente gestore, il concessionario, quando abbiamo sollevato la questione, ha risposto che è una questione puramente estetica, il fatto che a maggio e ad ottobre abbia piovuto in galleria. Non stiamo parlando di alcune gocce, ma di un problema immediato per la sicurezza di chi attraversa questa infrastruttura innanzitutto. E poi domandiamoci, la durata in prospettiva di questo manufatto cambia nulla rispetto al fatto che piova dentro, oppure qualche domanda sul futuro e sulla tenuta di questa strada, di questa calotta ce l'abbiamo. Crediamo che non si possa considerare la risposta soltanto una questione estetica e derubricarla a un tema di microfessurazioni da sistemare con un sistema di canalette come è sembrato da parte del concessionario, ma che sia necessario andare a fondo per tutte le ragioni economiche e strutturali che abbiamo visto, ma andare a fondo anche in termini di sicurezza e soprattutto in termini di sicurezza per chi quella strada la attraversa. Ora, se questa è l'idea di eccellenza che ci continua a venire smerciata dal Presidente di Regione, noi crediamo che forse l'eccellenza sia altra e soprattutto crediamo che si debbano dare risposte in termini di sicurezza, di sostenibilità dei conti pubblici e di tenuta in termini di prospettiva di questa regione che fino ad oggi non stiamo davvero vedendo. Prima il vicepresidente della commissione competente ha evidenziato come ci sia un problema di infrastrutture anche in generale. Il problema spesso nella Pedemontana e non solo, e poi farò un parallelismo, è in qualche modo, diciamo, come dire, canone certo, incassi incerti e come si vanno a pianificare e a definire i flussi di traffico. Per quanto riguarda, per capire il parallelismo, per esempio la Pedemontana all'inizio, e questa è una dichiarazione che avevamo fatto ancora 7-8 anni fa, le proiezioni si basavano sull'assunto che il trend sarebbe stato equivalente a quello registrato sulla 4 dal 1970 al 2010. Ma il 1970 il tasso di motorizzazione era del 209 per 1000, nel 2001 584, nel 2009 601. È difficile quindi pensare che dal 2020 al 2050 il tasso di motorizzazione fosse lo stesso, e questo è un indicatore che non era stato inserito. E fa la differenza, perché se tu sbagli o comunque definisci male i flussi di traffico, è evidente che dopo cade tutto come una specie di cascata infinita. E da qui anche il fatto di dire, nel momento in cui calcolo male, progetto in qualche modo male, ma le banche ce l'avevano detto, nel senso che le banche avevano fatto le proiezioni che bene o male vediamo anche adesso nelle proiezioni che ci sono state comunque fornite anche dalla capogruppo. Se noi guardiamo le infrastrutture, questo è un vizio che si ripete, nel senso che adesso noi stiamo attendendo il definitivo della Treviso, dell'autostrada a pagamento, diciamo, perché alla fine è una strada a pagamento, la Treviso Mare, nata all'epoca come autostrada e poi invece trasformatasi, nella quale adesso abbiamo, diciamo, avuto accesso di nuovo a una nuova analisi di flussi di traffico, ma che i dubbi che ci permangono, che erano dubbi anche della Pedemontana, continuano a insistere. Uno, continuiamo ad avere un piano economico finanziario che fa riferimento ad anni fa e che non è attualizzato negli indici di inflazione. Se noi non attualizziamo gli indici di inflazione è evidente che andiamo a fare degli errori dopo su quella che è la sostenibilità, e anche quando andiamo nell'analisi fanno delle proiezioni di traffico, cioè quanto una persona può metterci adesso e quanto una persona ci metterà con l'infrastruttura. Quali sono le alternative offerte, ok? E quanto uno può essere disponibile a pagare per arrivare prima al punto definitivo, quindi al mare. Ma ripeto, se io non so quanto pago realmente, perché non sono stati comunque sistemate le indicizzazioni, alla fine potrei avere dei calcoli completamente diversi rispetto a quelli finali. Fate solo il conto che l'opera da 160, che doveva indicativamente costare milioni all'epoca, potrebbe arrivare a costare 500 milioni.
e quindi è abbastanza evidente come ci sia un parallelismo dove cade un pochino il palco. In questo caso specifico, ma lo dicono anche loro, poi non si considerano tutto il problema dei mezzi agricoli che non passeranno e quello che sarà il risultato dei mezzi pesanti non esenti, considerando, e finisco, che è un parallelismo sempre con la pedemontana, che comunque nel contratto c'è scritto che si possono rimodulare le gratuità, che il gestore non assume alcun rischio da traffico, essendo lo stesso quantificato dal valore contrattuale e quindi eventuali variazioni saranno a carico nostro. L'unico elemento di distinzione, è giusto dirlo, è che mentre lì la bancabilità non era un requisito, qui la bancabilità è un requisito e quindi se non ci sarà la bancabilità, che è quello su cui noi stiamo insistendo, l'opera salterà. Se però la facciamo tornare con eventuali aumenti di tariffe o esenzioni di gratuità, questo diventa un problema. Ci è stato assicurato che se salta la bancabilità salta tutto e non vengono riformulate le tariffe, però è chiaro che poi c'è un contratto e quindi siamo in dolce attesa. Grazie. Grazie. Ma guardate, finché parlava la collega Camani, pensavo cosa la Regione avrebbe potuto fare con 112 milioni di euro. Noi abbiamo 348.000 anziani o comunque non autosufficienti nella Regione Veneto, di cui 32.000 nelle case di riposo. Noi abbiamo il più grande ospedale che è a domicilio, per cui la Regione Veneto ha dichiarato di raggiungere quasi il 9,2% dei non autosufficienti. Abbiamo 32.000 con 10.000 persone in lista d'attesa nelle case di riposo, nelle 347 case di riposo. Noi abbiamo chiesto 100 milioni di euro per aiutare i non autosufficienti, le loro famiglie, le strutture, le case di riposo. Ci è stato detto che non c'è alcuna disponibilità di bilancio per poter intervenire, li vediamo qua. Qua vedremo l'investimento di 112 milioni di euro per l'erronea programmazione di una regione. E noi abbiamo tutte le famiglie, perché il più grande ospedale è a casa, che sta assistendo i propri non autosufficienti con tutte le difficoltà, con 4 ore di assistenza domiciliare in media al mese. Abbiamo 10.000 persone in attesa, in lista nelle case di riposo, in attesa di entrarvi, e i 100 milioni in Regione Veneto non ci sono, ma li spenderemo qua. Grazie. Grazie Anna Maria. E ora ovviamente Andrea Zanoni chiederei di fare un po' di conclusioni della conferenza, poi se ci sono domande. Allora, avete capito anche dai dati che vi sono stati dati con le tabelle che i flussi di traffico che sono già stati citati possono far incamerare con l'autostrada finita sui 130 milioni di euro l'anno. Queste sono le cifre, 130 milioni, migliaia di euro più, migliaia di euro meno. Se voi vedete la tabella che vi è stata data, il canone di disponibilità alla fine sono 12 miliardi, ma i canoni annui partono da cifre abbastanza basse, sui 165, 172 e così via milioni l'anno, ma finiscono, vi faccio notare il dato del 2058, a 435 milioni di euro l'anno. Questo significa, guardando la media, cercando di capire come andrà a finire questa brutta storia, che il canone medio è di circa 300 milioni di euro l'anno, se andiamo a vedere i 39 anni. Ma quello che entra è, se tutto va bene, 130 milioni di euro l'anno. Quindi ogni anno di media in questi 39 anni, e questo servirà anche ai futuri legislatori che dovranno approvare i bilanci nelle prossime 7-8 legislature, il buco quindi sarà di 170 milioni di euro l'anno medio. Questo è un primo dato che volevo dare per agganciarmi a quello che hanno detto i colleghi su cosa accadrà al bilancio. Poi citava prima la capogruppo la questione sollevata dalla Corte dei Conti. La Corte dei Conti effettivamente a maggio 2023 ha sollevato 4 questioni. I 20 milioni di IVA che gli sono stati dati alla SIS ma che la Regione non si è mai fatta restituire, i 15.000 euro di penali al mese per ogni mese di ritardo
sono circa 1,5 milioni, 2 milioni di sanzioni mai applicate. Poi le opere complementari non più finanziate, che ha portato nel territorio diversi contenziosi. Io aggiungerei a questo un dato emerso l'anno scorso: 360 milioni di euro che vanno ad aggiungersi alle cifre citate prima dal capogruppo, la questione dei 614 milioni di euro dello Stato, i 300 milioni di euro della Regione. Adesso c'è questa cifra che non è mai stata smentita né confermata, di 360 milioni per aumento dei prezzi. Poi prima i colleghi hanno parlato di tagli ai servizi, praticamente quasi tutti. Per quanto riguarda la sicurezza stradale, l'ultimo bando ha visto partecipare 309 comuni e di questi 309 progetti la Regione ne ha finanziati solo 79, il 26%. Questo perché ha dovuto accumulare questi soldi per la superstrada pedemontana veneta. In sostanza ai nostri 309 sindaci servivano 56 milioni, la Regione ne ha dati solo 23. Questo è un primo effetto proprio sulla questione sicurezza stradale. Poi l'altra cosa che è stata sacrificata sull'altare della pedemontana, lo sappiamo tutti, è la metropolitana in superficie. Questa grande opera, la Regione aveva già investito 1 miliardo di euro, è stato bloccato tutto da quando ha dovuto accantonare i soldi per la pedemontana veneta. Come gruppo abbiamo chiesto in quarta commissione di sentire la De Berti, lo ricordava prima la collega Luisetto, sia sulla questione dei problemi di questa cascata d'acqua che si manifesta a ogni pioggia superiore alla media dentro la galleria di Castel di Malo, ma anche sulle penali non mai pagate e sull'IVA. E ultima cosa, visto che è stata citata dalla collega Zottis, una precisazione: il 7 marzo del 2017 Zaia ci presentò in aula come avevano fatto stare in piedi questa convenzione, cioè entrate e uscite, perché come è stato spiegato tutto dovrebbe equilibrarsi con le entrate da pedaggio. E aveva detto: noi facciamo stare tutto in equilibrio prevedendo 27.000 veicoli medi giorno. Però c'erano 2 enti che avevano fatto un numero diverso e là doveva capire Zaia che stava sbagliando. La previsione di BEI, Banca Europea degli Investimenti, e la previsione di Cassa Deposito e Prestiti, i quali avevano detto: guardate che questa strada porterà a 15.000 veicoli medi giorno. Zaia ha previsto il doppio e questi sono i risultati. Ovviamente noi siamo i primi che speriamo di essere smentiti, cioè se no viene fuori che ovviamente speriamo che la pedemontana produca all'interno del bilancio della Regione elementi positivi, però siamo convinti per le analisi che abbiamo fatto che questo difficilmente avverrà. Siamo altrettanto convinti che sarebbe importante che il Presidente Zaia si assumesse la responsabilità di questa situazione e che con trasparenza relazionasse ai veneti su ciò che sta accadendo. Lo vediamo tutti i giorni che parla di autonomia, di quarto mandato, però di pedemontana non parla mai. Io vorrei sapere esattamente come il Presidente pensa di poter gestire questa partita per i prossimi anni. Non vorrei che ci fosse la tendenza a pensare che, siccome mancano pochi mesi alla fine della legislatura, questo problema lo dovrà affrontare chi verrà dopo di lui, che è la peggior modalità di fare gli amministratori pubblici. Quindi noi abbiamo chiesto più volte di affrontare questo argomento nelle commissioni, non ci sono stati dati informazioni aggiuntive. E noi vorremmo che dal 1 marzo 2024, da quando cioè la pedemontana è entrata in funzione, si aprisse finalmente in questa regione una grande operazione verità, che coinvolgesse pienamente il Consiglio regionale. Noi siamo disponibili ad affrontare qualsiasi questione, se però si parte da dati di fatto oggettivi. Noi non ha nessun altro ad aggiungere, io chiuderei la conferenza stampa e poi se qualcuno vuole fare qualche domanda siamo qua.